TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Un incidente stradale tra due autovetture si è verificato sul Ponte della Libertà a Venezia nella mattina di oggi, lunedì 5 agosto. Lo ha segnalato la centrale operativa della polizia locale, riferendo di forti rallentamenti e code in direzione Venezia a causa, come detto, del sinistro stradale. Di conseguenza, come ha reso noto anche a CTV, si sono registrati ritardi anche sulle linee in transito sul ponte medesimo. Dopo le ore 9 la viabilità è stata ripristinata. Pensa alla vita, guida con la testa è lo slogan che da anni accompagna la campagna di prevenzione e di informazione dedicata alla sicurezza stradale. Una campagna che il 7 agosto farà tappa a Chioggia. In Viale Veneto cittadini e turisti potranno conoscere i principali mezzi di soccorso e gli strumenti in uso ai volontari in caso di calamità, alcune modalità di salvamento in specifici casi di pericolo di vita. Inoltre l'ANVU, assieme alla polizia locale, metterà a disposizione del proprio gazebo un etilometro e un pretest per la verifica dimostrativa del tasso alcolemico e sarà possibile provare il simulatore di guida per rendersi conto quanto incida sulla nostra lucidità la guida l'aver assunto sostanze. Sarà distribuito del materiale informativo anche per i più piccoli sull'educazione stradale. Cambiamo argomento. Il Comune di Venezia, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ULSS 3 Serenissima, ha organizzato la quinta edizione del percorso di formazione per i proprietari di cani per il rilascio del cosiddetto patentino. Il corso, che anche quest'anno viene offerto gratuitamente alla cittadinanza, è rivolto principalmente ai proprietari di cani classificati dal medico veterinario, specialista dell'ULSS 3 Serenissima, come morsicatori di categoria 2 o di categoria 3, che devono conseguire obbligatoriamente il patentino, ma viene offerto, fino a esaurimento dei posti, anche ai cittadini residenti nel comune già proprietari di un animale o che abbiano intenzione di allargare la famiglia con l'arrivo di un nuovo amico a quattro zampe. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Passiamo allo sport con il calcio. Il Venezia Football Club annuncia il rinnovo del contratto del direttore sportivo e direttore generale Filippo Antonelli. Il dirigente 46enne ha firmato un contratto pluriennale che lo legherà al club fino al termine della stagione sportiva 2027-2028. Il club lagunare annuncia inoltre il rinnovo del contratto del direttore dell'area tecnica Cristian Molinaro, che ha sottoscritto un contratto pluriennale anch'egli fino alla stagione 2027-2028. Infine anche Isaac Guerrero, direttore tecnico e responsabile della metodologia del settore giovanile del Venezia Football Club, ha prolungato il suo contratto con il Venezia Football Club fino al termine della stagione 2025-2026, con un'opzione per la stagione 2026-2027. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.